La leggenda di Berengario. Siamo tra la fine dell'Ottocento e il principio del Novecento. A Torri del Benaco, allora chiamata Tulles, è di casa niente meno che un re, Berengario, marchese del Friuli e re d'Italia. Nella piazza del paese, all'interno di un'osteria, prendono vita un intreccio di maledizioni, misteri, leggende e vicende che ancora oggi rimangono sospese tra storia e mito. Potrebbe, in questa misteriosa bambina, scorrere lo stesso sangue di Re Berengario?